Scusate l'ardire di un tipo un pochino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte, che quando si affaccia un balcone va tenamente, quando arracquate il rosso vi ammiro di rimpetto, signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggipette. Vostro marito, Cosimo Pellecchia, è veramente un uomo fortunato. Che bella mogliettina s'è trovato, con i suoi 70 anni e forse più. Signore, scusate la curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio supporta un marito che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facete un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. O coraggio supporta un marito che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimpellate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento, una suonatina al giorno. Davvero un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Vostro marito, Cosimo Pellecchio, dopo mangiato non pretende niente, si fa un'oretta a letto allegramente, mentre voi solfeggiate son sofà. Mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio sopporta un marito che l'età. E certo, la vita è dura e in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore, e ogni mattina papà solleva arriva il professore e ve lo dà. O coraggio sopporta un marito che l'età. Signor, ma se per caso un giorno questo professore dovesse mancare alla lezione, voi basta che fate solo un cenno e là per là arriva Mario Trevi e ve lo dà. O coraggio, un marito che l'età.